Buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata all'emergenza coronavirus in questa Pasquetta anomala che stiamo vivendo nel nostro territorio. Partiamo subito con i dati relativi ai contagi, perché è proprio appena giunta la nuova tabella relativa ai contagi. Quindi i nuovi casi, la vedete ecco qui dallo schermo del PC, vedete già è collegato con noi via Skype Claudio Scarpa, il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Le chiedo, Scarpa, buongiorno, di attendere un attimo così vediamo insieme, grazie anche a lei, di attendere un attimo che vediamo insieme quelli che sono i dati appunto appena pubblicati dall'azienda Zero relativamente all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Allora, per quanto riguarda i positivi, abbiamo da questa mattina in Veneto 37 nuovi casi di positività. Attualmente i positivi sono 10.710, in totale dall'inizio dell'epidemia 14.288. Confermati 0 nuovi contagi a Treviso, al cluster di Vo come a Rovigo. Vedete invece sono 9 nuovi casi a Venezia, 8 a Verona, 3 a Vicenza, 2 a Belluno. Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare siamo a 17.902. I negativizzati virologici, quindi le persone che sono di fatto guarite, sono 2.679. Il dato complessivo delle persone che hanno perso la vita in ospedale è di 899 e quest'oggi, quindi da questa mattina, si contano negli ospedali del Veneto 14 nuovi decessi. Per quanto riguarda invece le ospedalizzazioni in reparti non intensivi, quindi in reparti tipo la pneumologia piuttosto che la medicina interna, abbiamo 1.420 persone ricoverate, con un calo di 7 persone rispetto a questa mattina. 240 invece sono i pazienti ancora ricoverati nelle terapie intensive della nostra regione, con una diminuzione di 5 casi. Quindi sono dei dati soprattutto questi relativi ai ricoveri importanti ed incoraggianti, che in qualche modo vengono a confermare questo trend che appunto abbiamo fino ad ora visto in questi ultimi giorni. Allora ci colleghiamo subito con Venezia, dove appunto c'è Claudio Scarpa in collegamento via Skype, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Di nuovo quindi buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi. Allora, abbiamo già visto nella prima parte della nostra edizione straordinaria di questa mattina come i dati relativi al turismo siano veramente allarmanti, ovviamente in tutta la regione, in particolare per quanto riguarda Venezia Centro Storico, che già partiva, come dire, penalizzata, visto che dopo gli eccezionali eventi dell'acqua alta di novembre la città lagunare aveva patito insomma un calo veramente consistente del turismo, che poi si è completamente azzerato con l'epidemia di coronavirus. Presidente, in questo momento la situazione a Venezia dal vostro osservatorio qual è? Quali sono insomma l'orizzonte che voi vedete in questo momento? Ma come direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori ho mantenuto il contatto con numerose imprese. Tuttora gli alberghi in realtà non sono stati chiusi dal provvedimento governativo, perché hanno la possibilità di rimanere aperti, ovviamente rimangono aperti, quei pochi che lo sono, rimangono aperti solo con l'ufficio amministrativo, il direttore, l'ufficio marketing, cercando di portare a casa prenotazioni per il periodo estivo. Però la situazione è estremamente grave, perché ormai, come ha ricordato giustamente lei, sono circa 6 mesi che gli alberghi di Venezia soffrono, perché c'è stata l'emergenza dell'acqua
l'alta marea anche, e quindi ci ritroviamo in una situazione che sono 6 mesi che gli alberghi di Venezia non incassano, quindi una situazione ancora più grave di quella del resto d'Italia. 10.000 dipendenti in cassa integrazione, almeno la cassa integrazione ci consente di mantenere legato il nostro personale, di fargli avere almeno l'80% dello stipendio e di non perdere quelle importanti professionalità. Però francamente la vedo piuttosto nera: o si riprende subito, si riprende a girare l'economia, oppure in un'economia turistica che sarà solo di prossimità, perché saranno solo gli italiani quest'estate, quest'autunno che viaggeranno in Italia, sarà difficile avere turismo dal resto d'Europa, allora a questo punto mi sa che un'Italia impoverita, un'Italia senza denaro avrà ben altro che pensare che fare le vacanze. Ecco, quindi voi date per scontato, insomma, che la stagione estiva, soprattutto per quanto riguarda il turismo straniero, sia conclusa. Questa mattina abbiamo sentito in diretta Michielli, presidente di Confturismo del Veneto, che diceva, insomma, che sostanzialmente, esatto, che sostanzialmente la stagione estiva è decisamente compromessa. Molti altri parlano già, insomma, dell'estate 2021. Come il problema è che orizzonte. questo virus non scompare, questo virus permane e cambierà il nostro modo di vivere fino a quando non si trova una cura o un vaccino, o fino a quando non raggiungeremo questa mitizzata immunizzazione di gregge. E quindi gli aerei viaggeranno a metà carico, perché dovranno rispettare la distanza di sicurezza all'interno degli aeroplani. Gli alberghi avranno anche delle limitazioni, perché dovranno rispettare anche loro la distanza di sicurezza. Pensate alle sale colazioni, c'è la fine del buffet, perché immagino che dal punto di vista sanitario non sarà più consentito, ci sarà necessità di maggiori spese anche per la sanificazione delle strutture, perché chi viaggia, quei pochi che viaggeranno, vorranno viaggiare sicuri, quindi vorranno viaggiare all'interno di strutture sanificate. Avremo un unico asso nella manica, mi permetta di dirlo perché è l'occasione anche per ringraziarli: avremo una sanità veneta che potremo spendere come attu, come qualcosa in più rispetto agli altri, perché abbiamo dimostrato che la sanità veneta, grazie al Presidente Zaia, ma grazie anche ai suoi tecnici, ai suoi consulenti scientifici di virologia, grazie a tutti i medici, grazie a tutti gli infermieri, è veramente una sanità d'eccellenza e si situa ai primi posti del mondo. Questo sarà l'unico punto di vantaggio, perché lo diremo: guardate, quando venite a Venezia sarete sicuri, quando verrete nel Veneto, sarete sicuri di essere assistiti in caso di bisogno da una sanità di eccellenza mondiale. Però francamente vedo difficile che un signore di 60-65 anni prenda un aereo facendo un percorso di guerra per poi venire in una città dove non potrà sfruttare appieno le bellezze, perché è evidente che poi anche tutti quanti i ristoranti, i musei dovranno mettere dei limiti, dovranno mettere dei limiti di accesso e via dicendo. Per cui, a mio modo di vedere, questo anno è un anno perso. Il primo, mi diceva un albergatore l'altro giorno, è sopravvivere. Dobbiamo transitare alla primavera del 2021, che secondo noi sarà la primavera del recupero. Io non ho paura che Venezia non sia una destinazione attraente, lo è sicuramente nell'arco di qualche decina di mesi, nell'arco di un anno ritorneremo probabilmente a macinare turismo come prima, sperando magari di aver corretto gli errori che avevamo fatto prima con l'overtourism. Però in ogni caso il problema è arrivare fino alla primavera del 2021, perché non tutti ce la faranno. Ecco, infatti lei diceva l'obiettivo primario in questo momento è sopravvivere. Dal vostro osservatorio le strutture, diciamo, presenti in città sono in grado tutte di farcela, cioè sono tutte in grado di reggere ad un momento come questo, con un crollo di questo tipo? Limiterà molto il fenomeno degli appartamenti affittati a turismo, meno in grado di reggere la concorrenza del mercato e meno in grado di dare quei servizi che il turista in ogni caso pretenderà. Parlo anche di quelli di sanificazione e via dicendo. Dall'altro lato qualcheduno potrebbe non farcela anche nel settore alberghiero, ma in questo caso la mia paura è un'altra. Io ho veramente un grande timore e me lo sono posto come obiettivo principale, quello proprio di osservatorio sul territorio da parte dell'associazione di categoria. Il mio grande timore è che giungano
capitali strani, da posti strani, offrendo magari cifre in contanti ad albergatori in difficoltà che magari siano tentati di vendere. Non vorrei che Venezia, essendo una destinazione certa, una destinazione che dà sicuramente un grande sviluppo, una grande possibilità di investimento e quindi una destinazione che non ha paura per il futuro a medio termine, non vorrei che ci ritrovassimo a medio termine come una città piena di investitori di dubbia provenienza. Sì, quindi quel famoso pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui tanto si è parlato in queste ultime ore, così come anche della incetta da parte di magari grossi gruppi stranieri di aziende in difficoltà, quindi che vanno a comprare, come dire, a fare incetta di quelli che sono, tra virgolette, i gioielli di famiglia di un paese in difficoltà. Ecco, su questo mi sono dato come compito quello di fare da osservatorio, nel senso di monitorare la situazione. Immagino che le forze dell'ordine abbiano già presente questo tipo di problema e quindi tutti staremo, però è un dovere civico di tutti, dovremo stare tutti attenti perché questo osservatorio sarà a salvaguardare la nostra città. Sicuramente. Lei diceva gli alberghi comunque non sono completamente chiusi perché rimangono comunque aperte le reception, diciamo, per le eventuali prenotazioni. Com'è che si sta vivendo nel mondo questa situazione di Venezia? Perché comunque, insomma, non lo dimentichiamo, in tutto il mondo parlare di Italia significa, e di turismo in Italia, sicuramente parlare di Venezia in primis. Abbiamo visto per esempio l'effetto che ha fatto l'acqua alta eccezionale di novembre in tutto il resto del mondo. Qual è il tenore delle telefonate che ricevete, delle mail, dei contatti, insomma, da parte dei privati piuttosto che dai tour operator in questo momento che peraltro sta coinvolgendo l'intero pianeta? Guardi, ne parlavo proprio una mezz'ora fa con la direttrice di un 5 Stelle lusso, la quale mi diceva che c'è una grande voglia di viaggiare, la gente tenderebbe a confermare e dice, beh, io confermo, casomai poi disdico e rimando di altri 3 mesi, quindi in realtà la voglia di viaggiare non è terminata. Stiamo facendo un sacco di pubblicità, gli alberghi si stanno vendendo dove possono, sui social, se voi controllate Twitter, Facebook, Instagram, vedete che moltissimi alberghi di Venezia sono presenti e stanno promozionando più che altro il territorio, nel senso stanno mostrando le bellezze di questa Venezia, questa bellezza un po' strana di Venezia senza le barche, senza turismo, totalmente deserta, che però ha un suo fascino. E quindi la speranza, la voglia da parte dei turisti di venire in realtà c'è, bisogna vedere se la situazione lo consentirà. Ecco, paradossalmente vi posso dire che c'è una curiosità, noi abbiamo ancora qualche struttura aperta, perché abbiamo ingegneri, tecnici, operai che lavorano magari in aziende strategiche che non saprebbero dove andare a dormire e abbiamo paradossalmente, come abbiamo tanti italiani nei vari paesi del mondo che non riescono a tornare, abbiamo qui ospiti tanti cittadini di tutti i paesi del mondo che non sanno come tornare a casa e quindi alcuni alberghi tengono aperto per ospitarli perché non saprebbero dove mandarli a dormire. Io faccio anche il console nell'Uruguay e vi posso dire che c'è anche una decina di uruguaiani che ha questo problema e con una nave da crociera che dovrebbe arrivare prossimamente ne arriveranno altri, per cui paradossalmente qualche albergo ancora dà questo servizio, però si tratta proprio di casi sporadici che contiamo sulle punte della dita di una mano. Venezia, cioè comunque rimane questa voglia di viaggiare, magari la gente comunque mantiene la prenotazione pensando casomai la disdico dopo. Di che periodo stiamo parlando? Per capire quello che è anche l'orizzonte temporale e la percezione delle persone nei confronti della durata dell'emergenza, parliamo naturalmente soprattutto degli stranieri. Da parte del turista si fa la prenotazione nel periodo estivo pensando che possa essere anche impossibile onorarla perché per il periodo estivo non si sa ancora nulla. Abbiamo sentito la Van den Leiden che ha detto l'altro giorno non prenotate per le vacanze estive, segno evidente che i dubbi sono molti, ma d'altro canto di questo virus si sa poco o nulla, gli stessi virologi dicono spesso cose contrastanti. Dove invece da parte del turista si sente la certezza è per il periodo autunnale, che per Venezia è un periodo importante, perché è uno dei periodi più importanti, anche perché quest'anno sarà nel pieno la Biennale, perché è stata spostata, voi sapete, la Biennale a fine agosto e terminerà a dicembre. Chiederemo anche
al nuovo presidente della Biennale, a cui abbiamo già dato il benvenuto, anche magari di estenderla nel periodo invernale. Ecco, una cosa importante sarebbe quella di concentrare tutti gli eventi in un periodo dove di solito eventi non ce ne sono, e cioè il periodo di dicembre-gennaio, andando praticamente a fare una grande stagione di eventi da settembre fino al carnevale, alla primavera del 2021. Questo sarebbe importante perché consentirebbe agli albergatori di recuperare almeno parte del fatturato, però tutto dipende dal virus, perché se il virus continuerà a essere presente in maniera massiccia anche nell'autunno del 2020, se non si sarà trovata una cura, se non si sarà trovato un vaccino, allora a questo punto probabilmente non si riuscirà a mettere in atto alcunché, ed è questa situazione di incertezza che a mio modo di vedere penalizza di più il mercato, perché non si sa realmente nulla, ma poi non è che non ce lo vogliano dire, parliamoci chiaramente, è che proprio non si sa nulla di questo virus. Non si sa nulla, in effetti ogni previsione può risultare azzardata, tant'è che c'è chi parla di una ripresa autunnale, chi magari di un calo durante l'estate a seguito delle temperature più elevate, insomma è veramente più che difficile, direi impossibile fare delle previsioni, ed è chiaro che questo viene a scompaginare qualsiasi carta di programmazione di un qualsiasi tipo anche di evento, piuttosto che di pianificazione anche a livello di marketing e di pubblicità, immagino, da parte vostra. Comunque noi un segnale l'abbiamo voluto dare forte, nel senso che abbiamo confermato la nostra fiera annuale di incontro tra i fornitori e gli imprenditori alberghieri, che è anche occasione per fare dei convegni, workshop e via dicendo, l'abbiamo confermata il 16 di giugno. Abbiamo voluto confermarla il 16 di giugno e non abbiamo paura casomai di rinviare, ma noi ci vogliamo credere e quindi vogliamo, come albergatori dobbiamo dare anche un messaggio di speranza, e quindi l'abbiamo confermata per il 16 di giugno. A Venezia. A Venezia, certamente. Speriamo che sia di buon augurio, naturalmente per voi albergatori, naturalmente, ma anche per tutti noi che comunque come veneti non vediamo l'ora di poter tornare a Venezia, tornare a fare una passeggiata in questa meravigliosa città che è la punta di diamante della nostra regione e del nostro paese in tutto il mondo. Io la ringrazio Claudio Scarpa. Voleva aggiungere qualcosa? L'ho vista. Grazie a voi. Grazie mille, buona serata, arrivederci, saluti. Allora, questa quindi la situazione per quanto riguarda Venezia centro storico. Oggi è comunque la giornata della nuova ordinanza regionale. È stata illustrata questa mattina nel consueto punto stampa dal presidente del Veneto Luca Zaia, ed è un'ordinanza che scatterà alla mezzanotte di oggi e che comporta anche dei cambiamenti, delle modifiche rispetto a quella precedente. Ne ricordiamo alcune, la prima per esempio quella dell'obbligo di mascherina per uscire di casa, quindi non solo per entrare nei negozi aperti, nei supermercati, nei negozi di alimentari, ma anche per uscire di casa, e anche la sospensione del limite dei 200 metri per l'uscita di casa, cosa che è stata sostituita da un più generico prossimità alla propria abitazione. Ma sentiamo quindi quelli che sono i passaggi salienti della nuova ordinanza dalle parole del presidente del Veneto Luca Zaia. Sono confermate e comunque adottate le seguenti misure. A. È disposta la chiusura degli esercizi commerciali. Allora, ve la faccio breve senza leggervela. Si chiudono i supermercati come sempre la domenica e ovviamente i giorni festivi, quindi il 25 aprile e il 1 maggio. B. È confermata l'attività dei mercati. Cosa vuol dire? Mercati a cielo aperto che ora avranno non solo l'alimentare, sto parlando di frutta, verdura, salumi e formaggi, ma avranno ovviamente pesce, carni, ma ovviamente immagino avranno anche la possibilità di vendere l'abbigliamento per i bimbi. Immagino che se c'è uno che ha un banco specializzato per abbigliamento per i bimbi, l'attività di vendita ai bimbi è un'attività ritenuta essenziale. Sono confermate tutte le misure: perimetrazione dei mercati, un accesso e un'uscita, quindi due varchi, uno per l'accesso e uno per l'uscita dall'area perimetrata, la vigilanza ai varchi
e l'ingresso e lo stazionamento contingentato, quindi stabilire come nei supermercati che si fa la coda fuori, ovviamente a distanza di 2 metri abbiamo inserito, alla luce poi del video che vi farò vedere, e ovviamente per l'accesso ci vuole mascherina o qualsiasi altro metodo idoneo per coprire naso e bocca e guanti. Scontato che mascherina e guanti li debbano avere gli operatori. Negli spostamenti all'esterno della propria, punto C, della propria proprietà privata, cioè da casa propria, devono essere utilizzati mascherine e ogni altro dispositivo idoneo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante, cioè uno va fuori di casa, deve portarsi la mascherina e disinfettarsi le mani. Fatte salve le disposizioni specifiche del trasporto pubblico, perché noi nel trasporto pubblico lo prevediamo già. D. Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute, quale nel caso di accompagnamento di disabili o minori di 14 anni deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale. Cioè esci di casa, stai andare a uscire di casa, devi uscire da solo per andare a fare la spesa, non con la macchina piena, e se hai dei bimbi piccoli te li puoi portare perché se a casa non c'è nessuno che te li tiene, ma se rappresenti una coppia ci sarà un genitore che resta a casa con i bimbi e l'altro genitore che va a fare la spesa. E è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Detta in soldoni, se ti ferma la polizia e ti misura la febbre e sei febbriciante, è un reato. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere 25 aprile e 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni, all'aperto, è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà. Tradotte in soldoni, non avventuratevi per favore ad organizzare barbecue, grigliate, per tradurla giustamente nel termine giusto, grigliate, feste o quant'altro, perché sono illegali e sono un grande elemento di diffusione del virus. Abbiamo voluto mettere questo punto definito per il 1 maggio e il 25 aprile perché ci stanno scrivendo un sacco di cittadini, soprattutto nell'ultima settimana, chiedendo se possono organizzare, se possono fare. Quindi la grigliata si fa a casa, si fa nel terrazzino, si fa nel giardino, la fate dove uno ha la sua abitazione se può farlo, e lo fa solo per il proprio nucleo familiare. Vuol dire, tradotto per chi ci sta ascoltando, non invitare gli amici, non invitare i vicini di Pianerottolo, non invitare i residenti nel condominio, non invitare i genitori, i fratelli, sorelle, tutte le storie che sapete, morosi, morose. Si fa col nucleo familiare. Perché? Perché il nucleo familiare è un unicum dal punto di vista epidemiologico. O ce l'hanno tutti o non ce l'ha nessuno. Giusto? In linea di principio. Evitiamo di fare in modo che ce l'hanno tutti o non ce l'hanno nessuno, anche portando qualcuno da fuori. G. È ammesso lo spostamento di ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore. Abbiamo risolto un problema che si era creato con i DPCM, cioè siccome per andare ad assistere al parto del proprio partner non è un motivo indifferibile contemplato nei DPCM, noi diciamo che uno può prendere l'auto e andare in ospedale a vedere che nasca suo figlio. Punto. H. L'attività motoria è individuale, occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Io so che i veneti, e mi rivolgo ai ragazzi, sono assolutamente performanti. L'appello io lo faccio sempre ai giovani perché sono il nostro faro, sono davanti al convoglio, ci sono loro. Allora, togliere i 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km. Cioè, bisogna avere, la legge dice, in prossimità della propria abitazione. Dobbiamo utilizzare il buon senso
e si esce in maniera individuale, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 2 metri, poi vi spiego perché, da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui all'articolo C. I distributori automatici sono ammessi solo all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse. Per l'acqua potabile, le case dell'acqua per capirci, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Quindi tutto il resto dei distributori che sono in giro, che magari possono creare capannello di gente che dice se troviamo il distributore, così ci facciamo un caffè, intanto 2 chiacchiere, no. J. Gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e tutti gli altri giorni festivi. K. Questo è destinato alle imprese. È un po' lungo, però ve lo leggo e capite qual è la filosofia. In tutti i punti vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso nei locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno di prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno 2 metri, l'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri mezzi idonei. Forniti in mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore, di mantenimento. Questo ricorda il mantenimento di un unico accesso contingentato per gli ingressi. Quindi, questo riguarda i supermercati. Allora, evito di leggerlo tutto. Nei supermercati si fa la coda fuori, 2 metri di distanza, mascherina, guanti. In caso assoluto proprio di impossibilità di trovare i guanti, gel igienizzante che trovate anche all'ingresso dei supermercati, molti supermercati mettono anche i guanti. Dentro nel supermercato non ci si toglie i guanti, si continua con i guanti, mascherina si continua a tenere. Io so che dico robe banali, ma fidatevi che va bene dirlo. La mascherina non serve perché si sta in coda fuori, ma serve perché poi si andrà anche dentro e ovviamente tutti gli operatori dovranno essere bardati con mascherine, guanti e tutte le cose che sapete. L. È ammessa l'attività economica anche di somministrazione di alimenti e bevande svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio. Quindi si conferma la consegna a domicilio dei ristoranti o dei bar, dei bar che producono aperitivi, finger food per gli aperitivi, non so, robe del genere. M. Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali, sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere, devono essere espletate nel rispetto per i dipendenti del protocollo condiviso. Ecco, diciamo che in tutte le attività, ve la traduco, si deve applicare l'accordo fatto con le parti sociali. E quindi scrivo anche in questo punto M che le Spisal da domani mattina continueranno e incentiveranno i controlli. Cioè è fondamentale che siano messi in sicurezza i lavoratori e che questa sicurezza passi attraverso tutte le categorie di attività aperte, banche e assicurazioni comprese. N. Nelle attività bancarie, nello specifico, compresa quella esercitata da Poste Italiane SPA e quella assicurativa e degli studi professionali, e in ogni caso ove sia possibile, sia previsto l'accesso da parte dei clienti e fornitori. L'accesso della clientela dei fornitori deve essere programmata mediante, scusate io salto un po' non è che leggo male, è che sto saltando righe. L'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento. E cosa diciamo? Che diciamo che nelle poste, nelle banche, dai professionisti, dal commercialista, dagli assicuratori, eccetera, incentiviamo il fatto che si vada su appuntamento evitando di creare degli ammassamenti magari nelle sale di attesa. In ogni caso devono essere utilizzate da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti
ogni altro dispositivo idoneo a garantire la copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani, quali prodotti igienizzanti deve essere attuata l'efficace sanificazione dei locali. Ve lo dico perché ci sono arrivate anche ad esempio delle segnalazioni che in alcuni sportelli bancari i lavoratori non possono utilizzare la mascherina perché qualcuno è andato a dire che la mascherina nelle banche non è prevista. Adesso la prevediamo noi, così togliamo il dubbio a tutti. Punto P. In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con l'obbligo poi dico quella, ne ho saltata una. Con l'obbligo di allontanamento di coloro che presentano la temperatura corporea superiore a 37,5. Cioè in tutte le aziende va misurata la temperatura, se c'è sopra 37,5 il lavoratore deve essere ovviamente messo in riposo e in isolamento fiduciario a casa. Il punto O che ho saltato, ma poi avete tutto voi, cioè non preoccupatevi. La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati. Perché qua ci hanno chiesto tutti, ma io vendo le scarpine nel megastore che vende scarpe. No. E altre robe del genere. Sulla base di titolo anteriore al 21/2/2020. Quindi tutti quelli che erano autorizzati in via esclusiva prima del 21 febbraio, che è il giorno d'inizio della vicenda dell'emergenza coronavirus, possono aprire in via che vendono solo quei prodotti. Alla vendita di 3 prodotti ed è consentita in 2 giorni a settimana, non tutta la settimana, 2 giorni, esclusa ovviamente le domeniche, i festivi e i prefestivi. Punto Q, sto terminando, è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata, i cosiddetti ecocentri o CERD, comunali più vicini alla residenza. Quindi, siccome ci sarà un'attività, magari qualcuno a casa giardino robe, porta via il verde, e anche alla luce del fatto che noi abbiamo autorizzato, vi ricordo, l'attività di giardinaggio. E infatti eccola qua, punto R, è ammessa l'attività di manutenzione delle aree verdi, aree naturali, pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione, queste sono le spiagge ragazzi per capirci in particolar modo, e di pertinenza, quali le spiagge. Esse sono consentite le opere collegate agli stati di emergenza della protezione civile, vaia per capirci i boschi e quelle attività che dobbiamo fare necessariamente. Vi evito la lettura, confermiamo tutta l'ordinanza è scritta qui, comunque ce l'avete raccolta, per il trasporto pubblico locale, quindi tutto il tema delle mascherine, dei guanti, dei gel, di tutto quello che sapete all'interno di treni e autobus, vaporetti e tutto quello che c'è. Ecco, allora avete sentito le parole del Presidente Zaia che oggi ha illustrato quelli che sono i punti salienti della nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi. Proprio alla fine abbiamo sentito appunto le nuove misure per quanto riguarda le spiagge, per esempio, piuttosto che la manutenzione del verde nelle strutture turistiche, nei campeggi. Per parlare appunto di questo, del turismo, abbiamo in collegamento Skype l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buonasera Assessore, grazie. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie allora per essere qui con noi. Volevo ricordare brevemente, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, che sono arrivati proprio poco fa i nuovi dati relativi all'andamento dei contagi nel nostro territorio, nel nostro Veneto, e sono dei dati che fortunatamente confermano quel trend positivo già degli ultimi giorni, dei dati che lasciano ben sperare, perché sono infatti solo 37 i nuovi casi positivi, e soprattutto quelli che sono gli indicatori fondamentali che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, cioè quelli dei ricoveri. Abbiamo un calo di 7 ricoveri per quanto riguarda i reparti non intensivi e di 5 per quanto riguarda
i reparti di terapia intensiva. Continua purtroppo ad essere pesante il dato dei decessi. Da questa mattina infatti hanno perso la vita 14 persone. È chiaro comunque che il rallentamento della curva dei contagi non deve, ovviamente l'abbiamo sentito dalle parole del governatore, indurci a mollare la presa, a mollare l'attenzione. Proprio per questo è stato deciso, insomma, di imporre anche queste nuove misure, come la mascherina da utilizzare sempre quando si esce di casa, per consolidare i risultati che sono stati raggiunti. No, Assessore, non possiamo permetterci ovviamente di mollare la presa proprio adesso, nonostante sia Pasquetta, nonostante ci siano delle altre festività dal 25 aprile al 1° maggio, che solitamente, insomma, coincidevano proprio con l'inizio della nuova stagione turistica. Assessore, si può cominciare comunque a sistemare la spiaggia, si può cominciare a prepararsi per quella che sarà la prossima stagione, anche se molti operatori sono piuttosto pessimisti, insomma, pensano che l'estate 2020 sia una stagione persa sostanzialmente. Dall'osservatorio regionale voi che cosa vedete, che cosa potete dire, insomma, in questo momento? Beh, innanzitutto mi permetta di ringraziare anche tutti i veneti che effettivamente si stanno comportando benissimo, sono rimasti a casa e noi gli diciamo di fare ancora questo piccolo sforzo, e anche se io appartengo a quella scuola di pensiero che dice che pian piano ma dobbiamo riaprire, soprattutto per chi ha i dispositivi, quindi le mascherine e i guanti, perché abbiamo necessità anche di far lavorare le nostre imprese, perché altrimenti la situazione diventa pesante. Però è esattamente la linea che stiamo tenendo in regione, stiamo aspettando ovviamente che il dato anche sanitario ci consenta di fare questo. Detto questo, la situazione nelle spiagge qual è? Guardi, le dico la verità, la situazione è abbastanza combattuta, nel senso che ci sono operatori che stanno facendo di tutto e di più per poter aprire, per dare in primis un servizio ai nostri turisti, che quest'anno saranno principalmente, diciamo, i veneti e gli italiani, e ce ne sono altri che onestamente sono un po' in difficoltà, perché è ovvio che finché non ci daranno il via, nel senso che l'emergenza sanitaria sarà finita, molti si chiedono come potranno aprire, perché il rischio è anche quello di avere delle responsabilità in capo nel caso in cui si presenti qualcuno che magari è ancora malato. Pensi all'interno di una struttura turistica, che può essere un albergo piuttosto che un'altra struttura, un camping o quant'altro. Quindi diciamo che c'è un dibattito proprio in questo momento nelle spiagge, e guardi, non riguarda soltanto le spiagge venete, ma le dico che per certo che anche in Emilia Romagna si stanno proprio insomma, quella... sì, stanno pensando a cosa fare, perché ovviamente più avanti si va più è difficile. Comunque so per certo che ce ne sono molti già pronti a partire. L'ordinanza che è stata firmata è chiara, anzi ne approfitto di questo collegamento per dire che molti mi chiamavano proprio dalla costa per chiedermi se potevano andare a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'interno del patrimonio demaniale, perché di fatto le spiagge sono in concessione e sono patrimonio demaniale. E con questa ordinanza, secondo me, la situazione è chiara, si può andare. Molti dicono sì, ma ci sembra di aver capito che è solo per gli spazi verdi, cioè per chi... No, non è così, non è solo per gli spazi verdi. Se si legge bene il comma R dell'articolo, dice che riguarda anche le manutenzioni diciamo turistiche, quindi la possibilità, per esempio, di chi deve mettere a posto il chiosco sia in ordinaria o straordinaria situazione, lo può fare, la spiaggia stessa, ovviamente il chiosco che sia all'interno di un'area demaniale, oppure la spiaggia stessa che magari è stata mangiata nel frattempo da situazioni, diciamo, particolari o danni che si sono subiti. Questo magari era accaduto qualche mese fa, quando c'era stata qualche mareggiata. Ecco, comunque insomma si può entrare, quindi sia per la diciamo intenzione ordinaria che straordinaria, e non solo per il verde
pubblico. Ma quindi, Assessore, si può anche cominciare per esempio a mettere giù gli ombrelloni? Ieri abbiamo visto nel nostro collegamento dalla spiaggia di Jesolo questa spiaggia enorme, infinita, senza nessuna struttura praticamente, proprio perché è rimasto tutto com'era nel cuore dell'inverno sostanzialmente. Ma guardi, Quindi, per gli ombrelloni il problema non è cioè tecnico. penso agli stabilimenti balneari, Sì. a tutti coloro che hanno in gestione gli stabilimenti, insomma. Certo, il problema, guardi, non è tecnico di non poter mettere giù gli ombrelloni, il problema è che si sta aspettando di capire come farlo, perché è indubbio che anche chi riaprirà, e sono molti che lo vogliono fare, stanno pensando a come farlo, perché bisogna pensare al fatto che non si può più star vicini, quindi io mi immagino, non so, avrò anche un collegamento a breve con molti operatori, soprattutto albergatori della costa, e magari parleremo anche di questo. C'è una sorta di meeting, di forum, perché io mi immagino che molte file di ombrelloni non ci siano, che magari si salti una fila, che ne so, in verticale, in orizzontale, per lasciare molto più spazio attorno, così come penso che è difficile vedere le code ai chioschi, o magari pensare se è possibile un servizio di fornitura, diciamo, del cibo direttamente in spiaggia. Bisogna inventarsi qualcosa che eviti quello che è il contatto, no, umano, perché lei si immagini se noi avessimo tutte quelle persone che normalmente abbiamo in spiaggia, se non ci dicono che la situazione è totalmente rientrata, quindi o questo virus sparisce, che allora si può riprendere totalmente, oppure io immagino che sia molto più probabile che lo si possa fare, ma con tutte le precauzioni del caso, quindi le mascherine, i contatti, le distanze. Quindi è tutto un sistema da ripensare, insomma, un'organizzazione della vita, insomma, proprio sulla spiaggia, totalmente da ripensare. Pensiamo, insomma, a quello che eravamo abituati a vivere, gli ombrelloni vicini, le code al chiosco, i gelati, piuttosto che qualsiasi altra cosa che eravamo abituati a vivere, insomma, nella stagione. È esattamente così. Tra l'altro io ho anche detto a qualcuno degli operatori che mi ha chiamato che io sono anche disponibile, se ci sono delle idee in piedi, che ovviamente devono venire anche da loro, che sanno fare il loro mestiere, ovviamente, a pensare, a proporci anche un qualcosa. Poi noi siamo disponibili, nei limiti del possibile come regione, anche a valutare cambio di normative, oppure inserirle nelle ordinanze, per permettere ovviamente ai nostri di aprire, però di farlo in sicurezza. Questo è ovvio che, ecco, quindi noi siamo anche aperti a raccogliere magari iniziative che vengono da parte loro, per magari, che ne so, pensare a qualche tipologia, metodo che possa permettergli di aprire, però in sicurezza. Ecco, lei all'inizio, Assessore, accennava anche ai timori di molti albergatori per eventuali responsabilità, qualora, insomma, si dovessero verificare per esempio dei contagi all'interno delle strutture. In questo senso, insomma, c'è qualche indicazione da parte della normativa? Ma guardi, noi abbiamo chiesto più volte al Ministero che su questo ci desse delle indicazioni, perché è ovvio, io mi metto anche nei panni di un albergatore che voglia aprire ma che non abbia un protocollo da seguire da questo punto di vista. Nel caso in cui succeda che ci sia un caso di malato Covid all'interno, cosa rischia anche, guardi, banalmente in termini assicurativi, no? E quindi bisogna tener conto che questa gente deve aprire, vuole aprire, però già lo fa in una situazione di difficoltà, con entrate magari non sufficienti a poter tenere in piedi una struttura. Se poi lo fa anche con delle responsabilità a carico, è ovvio che questi li mette in difficoltà. Su questo non abbiamo avuto chiarimenti. Stiamo ragionando noi con la direzione sanità, quindi io ho chiesto alla mia collega che ci dia delle indicazioni, perché molti albergatori me lo chiedono, di cosa poter fare, però sono indicazioni che può dare la Regione, ma che non hanno un fondamento, diciamo, nazionale nel DPCM, quindi qui sarà una delle cose che chiederò, per esempio, all'incontro di domani che ho con il Ministro Franceschini, non solo io e gli altri assessori delle regioni. Una delle cose che chiederemo è anche questo, perché gli operatori vogliono anche sapere come lavorare e avere delle tutele da questo punto di vista, perché poi a fianco alla beffa c'è l'inganno e la beffa, no? Cioè,
uno si trova in una situazione veramente scomoda, di non poter lavorare neanche. Sì, sì, certo, è chiaro che ovviamente chi vuole riaprire, se e quando sarà il momento opportuno per poterlo fare, lo vuole fare con tutte le garanzie del caso, ovviamente. Un'ultima domanda volevo farle, Assessore, ne avevamo parlato nel corso dei collegamenti precedenti relativamente ai cosiddetti alberghi Covid, visto che di alberghi insomma stiamo parlando. Lei ci aveva spiegato come la Regione abbia chiesto, per così dire, il pacchetto completo agli albergatori che vogliono mettere la propria struttura a disposizione dell'accoglienza di quei malati, diciamo, che vengono dimessi dall'ospedale ma magari per ragioni di isolamento non possono ancora ritornare nelle proprie abitazioni. In questo senso a che punto siamo? Ci sono state delle disponibilità? Ci sarà insomma questa possibilità, visto che mi pare che anche proprio dal punto di vista sanitario si stia puntando molto e si stia potenziando molto questa assistenza, diciamo, domiciliare, tra virgolette, dei pazienti? Ma guardi, i direttori generali per esempio sono contenti di questa delibera. A me mi ha chiamato anche il direttore dell'USL 1 di Belluno, che era molto interessato perché gli permetteva di avere dei posti a disposizione a costi tra l'altro molto più bassi che non altre strutture che attualmente deve utilizzare. Non le nego però che c'è una difficoltà, che è questa. Io all'inizio avevo portato una delibera che metteva, che chiedeva all'albergatore soltanto lo spazio fisico dell'albergo. Tutta la gestione era di fatto in carico alla Regione Veneto tramite il personale dell'ASL. Mi hanno chiesto di fare questa modifica ed è stata fatta, cioè la direzione, diciamo, sanitaria e protezione civile della Regione ha chiesto di avere il servizio completo. Questo è dato da alcune difficoltà, molto probabilmente anche di personale a disposizione, anche se noi chiediamo che gli hotel siano vicini agli ospedali, però è evidente che avere in carico la gestione completa significa dover avere del personale, insomma, da mettere a disposizione, e quindi si preferiva pagare di più. Infatti in delibera abbiamo alzato il prezzo della convenzione, ma avere il servizio completo. Il servizio completo cosa vuol dire? Vuol dire non solo la fornitura dei pasti, quindi di colazione, pranzo e cena, che onestamente è il meno, ma anche, che ne so, la disinfestazione delle camere in entrata e in uscita del cliente, che sappiamo essere un cliente che appunto proviene dall'ospedale non in situazioni gravi, anzi assolutamente no, però comunque ancora a rischio, diciamo, Covid, e la fornitura di tutti i servizi della camera, quindi la biancheria, tutte queste cose qua. È ovvio che questo gli albergatori preferivano non farlo, detta onestamente, cioè loro preferivano affittare l'albergo vuoto, per capirci, il contenitore, diciamo, sostanzialmente, no? Ecco, l'albergo e tutta la gestione in capo all'ASL. Ecco, le ripeto, questo purtroppo come concetto non è passato nelle altre direzioni, quindi parlando con i miei colleghi, per le difficoltà che le dicevo. Le dirò però che ad oggi, se permane la situazione attuale, noi in questo momento non abbiamo la necessità di far ricorso ad alberghi, perché diciamo che gli ospedali in questo momento stanno garantendo la situazione. Ecco, eventualmente io ho già detto agli operatori, l'ho detto prima telefonicamente, che mi sono sentito con Marco Michieli, che è il segretario della Federalberghi, ho detto nel caso in cui dovesse, siccome ormai l'impianto della delibera esiste, c'è ed è già stata votata, e nel caso in cui dovesse scoppiare una richiesta forte e urgente di avere questi hotel a disposizione, eventualmente parlerò di nuovo con i miei colleghi e delle due l'una: o la Regione mette a disposizione il personale sanitario e torniamo alla delibera precedente, quindi affittiamo solo il contenitore, oppure cercheremo con gli albergatori di venirci incontro, capire se è un problema di costi, quindi alzando ancora il prezzo per questo servizio completo, oppure se è il caso di garantirli con qualche altra delibera, perché ho capito che molti di loro avevano il problema e la paura di non trovare il personale che venisse a lavorare, diciamo, nelle condizioni tra virgolette a rischio.
che ne so, parleremo con i sindacati e capiamo se riusciamo a venirci incontro su questo, perché capisco anche che da parte dei miei colleghi Bottaccini, Lazzarini, Protezione Civile e Sanità c'è anche un problema, insomma, di esigenze, è chiaro. personali. Ecco, questa è la verità nuda e cruda della situazione. Comunque siamo disponibili a collaborare, intanto vediamo quanti albergatori ci danno l'ok, diciamo, con la delibera così com'è. Eventualmente valuteremo alternative se ce ne sarà bisogno, ripeto. Certo. Bene, Assessore, io la ringrazio intanto per questo collegamento, buon lavoro, perché insomma nonostante le feste mi pare che siano giornate di grande lavoro per voi, per le istituzioni in questa situazione insomma di emergenza e di difficoltà nella quale ci troviamo. Grazie ancora, arrivederci, Grazie. Saluti, grazie. Allora, noi proseguiamo intanto con le dichiarazioni che sono state rilasciate all'ANSA proprio poco fa dal dottor Crisanti relativamente alla curva dell'andamento dell'epidemia. L'abbiamo visto appunto prima, sicuramente un trend positivo in progressione anche se non veloce. In questo contesto, dice il virologo dell'Università di Padova, le riaperture di alcune attività da domani, anche se non avranno un grandissimo impatto perché circoscritte, costituiranno un importante banco di prova, proprio perché già fra 5-6 giorni potremo vedere quelle che sono le eventuali ripercussioni, se ce ne fossero, di queste riaperture, che quindi potrebbero essere una sorta di banco di prova, di piccola sperimentazione, un primo passo iniziale ma importante da fare, dice il professor Crisanti. Sicuramente, conclude, se vi fosse un aumento dei casi a una settimana da tale misura, io, dice il professore, opterei per un andamento a stop and go, procedendo a una nuova eventuale chiusura. Questo dunque il virologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova. Vedo che abbiamo ora in collegamento da Treviso, siamo sulla Treviso Mare, il collega Lucio Zanato che sta girando appunto nel territorio per vedere un po' come stanno andando i controlli da parte delle forze dell'ordine sulle strade in questa giornata di Pasquetta. Lucio, buonasera. Sì, mi trovo sulla Treviso Mare, sono con il tenente Andrea Caminiti. Comandante, le pattuglie sono in movimento, è stato così una 2 giorni intensa per i controlli. Sì, il comando provinciale nella giornata di oggi e di ieri ha disposto tutta una serie di controlli su tutto il territorio della provincia per il controllo del rispetto delle norme di contenimento del virus. Diciamo che il consuntivo è stato positivo perché a fronte dei controlli effettuati non sono state elevate delle sanzioni, poiché tutte le poche persone che abbiamo trovato in giro erano tutte autorizzate al movimento. Soprattutto poi oggi, con una giornata diciamo in un altro momento ideale per la Pasquetta, la gente ha tenuto duro, insomma i veneti hanno rispettato le consegne. Sì, hanno rispettato perfettamente le ordinanze, come vedete le strade sono deserte e quindi tutto sta andando per il meglio. Va bene, allora con questo io restituisco la linea allo studio ringraziando l'Arma dei Carabinieri. A voi. Grazie allora a Lucio Zanato. Sta sostanzialmente, abbiamo visto in provincia di Treviso, andando bene. Nel Padovano invece ci sono state delle situazioni di irregolarità. Abbiamo anche un video che ci è stato inviato dalla polizia. Sono 15 le persone che sono state sanzionate a Padova per non aver rispettato le prescrizioni anticontagio del DPCM sul coronavirus. Tutti erano diretti verso i colli euganei. Qualcuno ha sostenuto di essere uscito dal proprio comune per andare a gettare la spazzatura, altri invece hanno affermato davanti agli agenti delle volanti di essere usciti di casa per andare a fare la spesa. Oggi tutti i supermercati sono chiusi, quindi è evidente che si tratta di una scusa. Un ragazzo ha cercato di giustificarsi dicendo di essere diretto a casa della fidanzata, un altro di dover andare a prendere una bicicletta abbandonata lungo
preso la strada. 5 in una macchina hanno detto di essere diretti al lavoro, ma non era vero. Multati poi su un argine anche 2 runner e un ciclista, altri erano diretti a casa di parenti per il pranzo. Le persone controllate dalla polizia a Padova sono state complessivamente 76 e 63 le autocertificazione verificate con queste infrazioni appunto che avete sentito, per cui c'è sempre chi vuol fare il furbetto, insomma, nonostante quelle che sono le disposizioni. Allora la regia chiama la pubblicità, per cui noi ci salutiamo. No, c'è tempo ancora per un video? No, allora dobbiamo chiudere. Allora, si conclude qui questa edizione straordinaria. Grazie quindi per averci seguito, grazie per essere stati con noi. L'informazione comunque continua tra pochissimo con l'edizione regionale del TG Veneto. Arrivederci.